Se noi prestiamo attenzione a una serie di parole che vengono utilizzate abbastanza comunemente anche dalla stampa, per esempio le parole psicosi, blocco, divieto, sono parole che ci mettono in allarme. Se invece utilizziamo delle parole diverse, che sono per esempio quelle di sospensione temporanea, o parole come paura al posto di psicosi, la nostra mente non vive in quella situazione di perenne allerta. E l'allerta diventa uno stato che ci fa reagire in maniera confusa e impulsiva. Il linguaggio dunque può creare paura e confusione. Abbiamo bisogno di ascoltare interventi più tecnici e rassicuranti. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, insiste sulla necessità di rivedere il linguaggio per riconoscere, ad esempio, la rapida riorganizzazione che il nostro sistema sanitario sta affrontando. Noi dobbiamo pensare che dietro questa rapida riorganizzazione c'è uno sforzo enorme e questo sforzo enorme deve rassicurarci. Non aiuta il fatto che lo sforzo che ci viene chiesto in questa terza fase sia ancora prolungato e non se ne intraveda la fine. La confusione, l'ansia e la rabbia sta canalizzando un po' troppo le nostre energie in diverse fazioni, tra chi vuole la scuola aperta e chi vuole la scuola chiusa, così come sono fazioni il sì-vax e no-vax, quando in realtà dovrebbero essere argomenti sul quale riflettiamo insieme per trovare delle soluzioni comuni. La nostra mente richiede certezze che oggi non ci sono. Rischiamo poi tutti noi di comportarci come chi è nelle sabbie mobili. Non sappiamo che nelle sabbie mobili chi si agita sprofonda di più.